in collaborazione con In questa puntata scopriamo i 1000 colori e tante curiosità sui tulipani in un angolo di Olanda qui a Bologna. Però prima partiamo da Ravenna per vedere la coltivazione delle erbe alimurgiche, ovvero le erbe spontanee. Sembra di essere ritornati in pieno inverno, in realtà questo è un impianto antibrina che è scattato di notte con temperature basse e quindi ha creato queste formazioni di ghiaccio. Parleremo di questo, parleremo della recrudescenza del gelo che si è fatta sentire nuovamente. Abbiamo fatto una ricognizione in Centro Emilia dove l'ondata del maltempo del 6, 7, 8 di aprile ha creato seri problemi all'agricoltura, alla cerasicoltura in particolare, ma anche alla viticoltura. Faremo visita a diversi produttori che hanno subito questi danni. Oggi siamo venuti a Ravenna per parlare di piante alimurgiche. Niente paura, è semplicemente il termine corretto per definire le erbe spontanee commestibili. A coniarlo è stato un medico naturalista fiorentino del 1700, tal Giovanni Targioni Tozzetti, che dedicò un trattato proprio alla possibilità di far fronte alle carestie utilizzando quelle che erano le erbe che madre natura forniva. Oggi per fortuna non le consumiamo più per placare i morsi della fame, ma per esigenze salutistiche, per curiosità e anche perché hanno dei sapori molto ma molto interessanti. Le piante alimurgiche, queste erbe spontanee commestibili, chiamiamolo in modo più semplice, sono tantissime. Si va dall'ortica alla borragine, dal buon Enrico che abbiamo visto per esempio alla base di una ricetta tradizionale ladina, alla parietaria, alla portulaca, all'amaranto, solo per citarne alcune. Conoscendole si possono, stando molto attenti, anche raccogliere nei campi e lo faremo anche nelle prossime puntate, vedremo, qualche consiglio ve lo daremo, però c'è anche chi le coltiva. È il caso di Cacolonna, società agricola a scopo sociale specializzata nella produzione di ortaggi, che riserva una parte dei suoi 40 ettari proprio a queste piante. Qui con me c'è Carlo Bagnara, quinta generazione di una famiglia che da oltre un secolo si tramanda la passione e la competenza nella coltivazione della terra. Allora, voi siete partiti, anche voi siete un'azienda agricola, tra l'altro azienda agricola sociale, dopo spiegheremo bene che cosa significa, 40 ettari di orticole in biologico e si avvia verso al biodinamico, quindi da fare ce n'è tanto, e poi queste alimurgiche. Come vi è venuta in mente questa cosa? Quando siete partiti, cosa significa coltivare erbe spontanee? Ed è possibile coltivare erbe spontanee? Allora, premettiamo che il lavoro delle erbe alimurgiche è partito qualche anno fa, quando abbiamo iniziato questo progetto sugli ortaggi in cui crescevano molte erbe spontanee e ci troviamo con molte erbe spontanee da combattere nonostante non ci sono tante altre soluzioni. Però abbiamo detto, perché invece di combattere non ce le rendiamo amiche? E allora abbiamo cercato poi dopo di capire come poterlo utilizzare, quindi raccogliendo le erbe abbiamo cominciato poi dopo a capire che certe erbe si possono mangiare, altre si possono lavorare e altre ancora si possono utilizzare come estratti. Poi abbiamo cominciato a confrontarci con altre aziende, con altre realtà completamente differenti rispetto alla nostra, come può essere un pastificio,
e siamo venuti a conoscenza che in realtà loro erano alla ricerca di prodotti che noi ne avevamo in abbondanza. Questo è il campo dal quale voi siete partiti piantando Sì, erbe piantando essenze spontanee. differenti. Esatto, essenze differenti. Che cosa avete piantato e poi dopo che cosa è successo? Perché questo è comunque un campo nel quale si raccoglie, un campo che produce. Certo, siamo partiti seminando essenze differenti, come possiamo vedere in questo caso della cicoria selvatica. Qui c'è della cicoria selvatica, come potete vedere. E poi abbiamo messo delle bietole. Che queste sono cresciute, Che queste sono cresciute che continuano a crescere nonostante tutto. Esatto. Insomma. E poi abbiamo cominciato a guardare dei prodotti che effettivamente crescono da soli, senza intervenire noi con seminatrici o anche seminare qualsiasi altro seme comprato, come può essere il lassano. Il lassano, ad esempio, quello che adesso è in piena primavera, è una fioritura gialla. Cosa si mangia? La foglia, il fiore? Cosa si mangia? Si Perché mangia poi questo è bello, nelle erbe in ognuna c'è la parte, Esatto. il momento giusto. In questo caso cosa si consuma? In questo caso si consuma la cima, è una cima di rapa selvatica in realtà, Ecco. e quindi si consuma la cima della pianta quando sviluppa ed è fresca, è tenera, e quindi uno può mangiare il gambo e la foglia quando è tenera. Poi dopo, successivamente, quando arriva la primavera, comincia ad andare a seme, sviluppare una parte più dura del gambo, e di conseguenza è meno appetibile Certo, certo. al Vabbè, lo si palato. lascia lì per l'anno prossimo. E dopo si lascia insomma. lì, però è comunque il servizio delle api che come fioritura vanno Ecco, a perché per lavorare. esempio il tarassaco, che qui ce n'è, poi in altre Sì. parti delle aziende ce n'è di più, voi quello lo lasciate lì più per le api che, Sì, non, esatto. che non per noi. Il tarassaco in realtà sarebbe un prodotto molto importante per la salute dell'uomo, perché aiuta a depurare l'intestino, diciamo, aiuta con dei tisani tarassaco, li troviamo anche molto spesso nei supermercati. Ma noi abbiamo preferito dare del cibo in più alle api, che poi ci servono per le altre colture orticole che sviluppiamo durante l'anno. Certo, quindi insomma il tarassaco lo lasciamo a loro. Esatto. Però voi quando arrivate in un campo come questo, che detto da profano, uno arriva qua e dice e adesso io da dove comincio, cosa faccio? Si entra, si cerca e si raccoglie. Qui si entra, da un lato si entra e si cerca, siamo partiti così, perché abbiamo seminato in questo campo e abbiamo cercato di far sviluppare qui. Però ci siamo resi conto, come dicevamo prima, di come le piante si adattano per ogni territorio. Di conseguenza non siamo andati più noi a cercare di forzare le piante in questo campo qui, ma abbiamo visto che, non so, la cicoria qui ha sviluppato, però in un altro campo ha sviluppato meglio. Di conseguenza andiamo nell'angolo del podere dove sappiamo che sviluppa in un modo differente. Andate a colpo, avete ottimizzato insomma Esatto. in qualche modo. Abbiamo ottimizzato perché ad esempio anche il lassano lì cresce ma qui non viene. E di conseguenza andiamo a raccoglierlo lì, perché forzarlo a venire qua? Poi le rosole, che per la Romagna sono un must in primavera, Esatto. perché dentro la piadina la rosola Esatto. ci deve essere. La rosola che cos'è? Il papavero, il classico papavero rosso, croce e delizia di chi fa, croce soprattutto per chi fa grano, delizia per la tavola. Esatto. La rosola è un prodotto molto particolare, perché per quanto sia delicato e per quanto sia robusto, perché è delicato dal punto di vista non può essere influenzato da essenze chimiche o da qualsiasi cosa che può farlo seccare velocemente, ma è robusto perché il seme del papavero si conserva molto bene nel terreno, quindi quello che non vediamo quest'anno lo vedremo il prossimo anno. Per cui nel terreno resta, magari dopo qualche anno ricresce anche Esatto. dove non c'è stato. Ecco, voi lì fate grano Sì. biologico. Come ve la cavate? È un campo di grano pieno di papaveri, come non dovrebbe essere, oppure per una qualche strana alchimia non ci crescono in mezzo? In realtà l'alchimia non è, Non è chimica. non è chimica, ma è fisica, diciamo, perché interveniamo meccanicamente con false semine prima di seminare effettivamente il grano. E poi, come dicevo, seminiamo un po' più fitto, di conseguenza non c'è lo spazio di far crescere le erbe selvatiche nel grano.
Veniamo al mercato, perché detta così dice bello, però questi non è che sono hobbisti, voi avete 40 ettari Certo. e fate anche altre cose, chiaramente non spontanee, avete tutte orticole, quindi finocchi, adesso ho visto che ne state raccogliendo, cavoli, per cui si lavora su tante Certo. colture. Ma il mercato per questo tipo di produzione di erbe spontanee c'è da soddisfazione da creare in Italia, all'estero? Come... Allora, il mercato viene riconosciuto soprattutto dal consumatore finale, molto spesso, quindi un consumatore che è attento e va alla ricerca di questo prodotto, però ancora molto è da fare. Noi ce lo stiamo sviluppando anche con la collaborazione del pastificio che sta sviluppando i tortelli, i ravioli alle erbe e con le ricette poi di Artusi. Certo. E poi è un prodotto che in realtà ancora è molto da sviluppare perché di solito troviamo sempre le buste di erbe o di insalate miste. In realtà queste qui sarebbero delle insalate, delle verdure a foglia che potrebbero potenzialmente diventare poi anche coltivabili nelle Certo, maniere. che comunque voi già oggi appunto raccogliete, vendete in confezioni, cosa fate? Cassettine o Noi per ora piccole... facciamo cassette miste Certo. e sfuse. E senti una cosa, c'è qualche altra erbetta qua che si può mangiare, visto che come diciamo non si butta niente? Bisogna stare attenti soprattutto anche alle erbe che non si possono mangiare, Ecco, come in questo caso ad esempio c'è questa qui che è un'erba velenosa. All'interno di questa pianta qui c'è un latte che può essere velenoso, altre erbe possono creare disturbi di vario tipo e di conseguenza in base alla percentuale può andare a essere più o meno tossico. certo, insomma, quindi è comunque un comparto da non affrontare, adesso voi lo fate professionalmente, però Esatto. noi questo lo diciamo anche per chi si diletta, andateci piano, cioè come coi funghi, non raccogliete una cosa della quale non siete assolutamente certi, perché comunque anche le erbe possono fare tanto Certo. bene, essere tanto buone, ma possono anche fare tanto male. Bene, io Carlo ti ringrazio, buon lavoro, Grazie. adesso una breve pausa, poi linea a Claudio con A cielo aperto e poi dopo noi ci ritroviamo in finale di puntata.